Siamo giunti così al momento della finale del Trofeo Gentleman Anna Maria Grassi edizione 2019. La nona edizione di questo trofeo riservato ai gentleman, 10 i concorrenti e un handicap sul doppio chilometro che vede allo start 7 concorrenti, 3 penalizzati. Lo schieramento che stanno andando a formare i concorrenti. Corsa molto bella, molto incerta, con Tipica Daghi in questo momento favorita su Sharon Pride e Tuono di Venere, ma è davvero una corsa tutta da gustare. Finale del trofeo Gentleman Anna Maria Grassi, 1 Ulrich Trio con Michele Canali, 2 Roberto Griff, Thomas Manfredini, 3 Potter Jet, Leonardo Vastano, 4 Urbi e Torbi Jet, Elena Bruniera, 5 Sharon Pride, Antonio Simioli, 6 Urena del Rio, Otello Zorzetto, 7 Tuono di Venere, Ciro Ciccarelli in seconda a 2080, 8 Montefatto, Filippo Gallo, 9 Ravaneo Spritz, Filippo Monti, 10 Tipica Daghi, Michela Rossi, è proprio Michela Rossi la favorita, con Tipica Daghi 2,52 in questo momento contro 4,07 di Sharon Pride, 4,52 di Tuono di Venere, 5,64 di Ravaneo Spritz. Vediamo. Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il segnale con la velocità iniziale di Potter Jet che si porta a condurre, mentre c'è stato numero 4 l'errore Urbi e Torbi Jet, si avventa però subito Sharon Pride su Potter Jet e l'impegna. Numero 6 Ulena del Rio squalificato. 15,4 la squalifica anche per Ulena del Rio. Intanto Potter Jet respinge un primo attacco di Sharon Pride. Leonardo Vastano che dice accodati, e infatti Antonio Simioli si accoda. In terza posizione c'è Roberto Griffin, quarta molto più discosto però Tuono di Venere. I primi 3 hanno fatto selezione, 29,2 i primi 400 e si viaggia veramente ad andatura molto sostenuta con Potter Jet che ha colto partenza ottimale e guida dopo 645,4. Nella sua scia si è accodata Sharon Pride, poi in terza posizione Roberto Griff, gli altri con Tuono di Venere che cerca di riportarsi sotto, ma all'esterno avanza intanto Ravaneo Spritz con Filippo Monti dopo 800 metri in 1,1,6. Lo segue proprio Tuono di Venere, mentre più indietro vediamo anche Montefatto e Tipica Daghi. Primo chilometro che viene completato con Potter Jet in vantaggio, 1,17,4 per il chilometro iniziale. In seconda posizione Sharon Pride, in terza c'è Roberto Griff, all'esterno si impegna invece Ravaneo Spritz con in schiena Tuono di Venere e quindi Montefatto, mentre Tipica Daghi è ancora in coda, manca un giro alla conclusione. Parziale in 14,7, continua a tenere buono e alto il ritmo di gara il leader Potter Jet, Leonardo Vastano con in schiena Antonio Simioli che ha Sharon Pride, poi all'esterno invece rimane Filippo Monti con Ravaneo Spritz, ancora Tuono di Venere con Ciro Ciccarelli, dalla coda Tipica Daghi e Michela Rossi che ci provano in terza ruota. Siamo ormai al paletto dei 400 metri conclusivi con l'attacco di Sharon Pride a Potter Jet. Sharon Pride sta passando, deve vedersela ora con Ravaneo Spritz e con Tipica Daghi che scatta a centropista. In vantaggio è Sharon Pride, Tipica Daghi ci prova. Sharon Pride ha comunque ancora 2 lunghezze abbondanti all'ingresso in retta d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara con Sharon Pride che si difende nel finale, anzi si distacca per venire a vincere nettamente con Antonio Simioli, il re di questa competizione. Secondo posto per Michela Rossi con Tipica Daghi, al terzo forse ancora Ravaneo Spritz e Filippo Monti, ma dobbiamo rivedere per il terzo posto, ci sarà probabilmente fotografia. Andiamo a rivedere il successo di Sharon Pride, Antonio Simioli per il poker del gentleman che qui a Cesena ha vinto la prima edizione del trofeo Anna Maria Grassi, la terza e la quarta, e ora alla nona ancora lui a vincere, a tagliare per primo il traguardo.
Il secondo posto per una generosissima Tipica Daghi che non ha avuto fortuna in partenza, ma corre comunque alla grande ed è seconda sul palo. Per il terzo Ravaneo Spritz, precede Monte Fato, quindi Filippo Monti e Filippo Galli.